Sesta corsa dal Savio, una bella prova di categoria BC per cavalli anziani. Sono in 8 dietro le ali della macchina, 1 Virtuoso Luis, VP dell'Annunziata, 2 Zeno Tab Gianni Targhetta, 3 Bip Bip MTT Lorenzo Baldi, 4 Barba Bieto Lopel Enrico Bellei, 5 Urtab di Azzurra Simone Levakovic, 6 Zelia CCSM Antonio Di Nardo in seconda fila, 7 Verdon VF Marco Stefani, 8 Adamo Dipa Emanuele Ossani. La macchina accelera, li lascia con Zeno Tab che scavalca Virtuoso Luis. Al largo è velocissimo Urtab di Azzurra che cerca di andare su Zeno Tab. Zeno in vantaggio, Urtab che prova ad arrivare, trova però le punte di Bip Bip MTT che lo tiene in terza ruota e prova ad andare lui su Zeno Tab, il quale ha ripreso in mano, uno lo vuole mandare, 14,4 per il lancio. Bip Bip MTT che attacca e passa nei confronti di Zeno Tab, terzo allo steccato Virtuoso Luis. Suo malgrado allo scoperto Urtab di Azzurra che si trascina Barba Bieto Lopella. Alla retroguardia c'è Zelia CCSM che chiude allo steccato Adamo Dipa preceduto da Verdon VF. 28,2 la spesa per Bip Bip MTT per andare al comando. Zeno Tab secondo allo steccato avanti sempre a Virtuoso Luis, mentre si muove Barba Bieto Lopel in terza ruota perché Urtab di Azzurra non è una schiena valida. Sposta allora Virtuoso Luis dalla terza posizione allo steccato, viene all'esterno Barba Bieto Lopel, insiste in terza ruota dopo 800 passati in 58. Virtuoso tiene in terza ruota Barba Bieto Lopel che allora ha percorso molto duro, Zelia CCSM che segue i due da vicino. Intanto Bip Bip MTT continua indisturbato leader al chilometro in 1:12,9. Bip Bip in vantaggio, Zeno nella sua scia, Virtuoso che ora passa all'attacco insieme a Barba Bieto Lopel che persevera in mezzo alla pista. Poi Zelia CCSM senza spazio, Verdon VF in 3 perfettamente apparigliati ai 3/4 di miglio passati in 1:27,1. Bip Bip MTT che ancora in vantaggio, Virtuoso e Barba Bietolo che si impegnano, viene via dall'ultima posizione anche Adamo Dipa, trova la destra libera ora Verdon VF che scatta in quarta ruota. La piegata conclusiva passata in 15,1, segno che Bip Bip è un po' stanco, aspetta l'open stretch, Zeno Tab al largo di tutti, Verdon VF in mezzo alla pista per servere Barba Bietolo, Zeno Tab di dentro, Verdon di fuori, Verdon che va su Barba Bietolo e Zeno, Verdon VF che nel finale vince nei confronti di Zeno Tab. Al terzo posto Barba Bietolo Pel, 29,5 ad arrivare, 1:12,5 il ragguaglio cronometrico. Verdon VF Marco Stefani per il training di Alessandro Gocciadoro, i colori del signor Luigi Roberto Colombo. La vittoria del figlio di Raya Mirchi che nel finale trova la destra libera al momento giusto, sparato in mezzo alla pista da Marco Stefani che nel finale vince netto su Zeno Tab. Poi Barba Bietolo Pel il 7 al primo, il 2 al secondo, il 4 al terzo. Verdon VF Marco Stefani.